Eccoci qua, che bello essere qui con Ben te. trovati, Non grazie, hai idea quanto io sia grazie. felice di essere qui con te. Grazie caro, Perché veramente. tutto dura 20 minuti e poi non ci vediamo più, per cui sono felice di essere qui Ma con come te. sei cattivo, dai, non Non è è vero? vero. Lo sai che se non ci fossi tu sarebbe tutto meglio. No, No, dai, no, dai, dai, scherzo. smettila con queste battute che non è vero, lo Desiree, sai. oggi ci diamo a un fiore, Mhm. fiori e patate. E dove sono i fiori? Il carciofo, lo sai che è un fiore? Dai. Il fiore è un carciofo. Allora tu potresti essere un fiore, Cioè, in che senso? un carciofo. Che sei un fiore. Ora mi Dai, devi dire, vieni per qua. favore, Totino, vieni. Dai, per favore, vieni, Vieni, dai. oggi cucini tu, che hai Era una preparato? Dai, battuta, dai. dimmi cosa hai preparato. L'hai detto, l'hai appena detto. Facciamo un primo. I fiori. Fiori, quindi e il carciofo e e patate. E poi? E poi che ci sai che nel mettiamo? mezzo? Questo è un purè Ci di sola mettiamo. patata, sale, un uovo e basta. Quindi basic, Va bene, proprio basic. basic. Hai mai sentito il ripieno di crocchette di solito si fa col prosciutto, la mozzarella? Noi lo facciamo di carciofi. Buono. Però non posso esimermi dal salutare No, ma te. io speravo che se lo fosse che sei dimenticato, la mia ragazzi, camera, ma anche no, te, e anche dai. te, e anche te. E perché no? La camera dell'artrosi cervicale. Io mi sento un po' Però la stanca, più raga. importante, Guarda, perdonami, guarda. Anica! La piccola La telecamera che ci piccolina. dà sempre. E poi Non so chi perché, ci toglie dai ragazzi. malanni? Lo zio Gianni, che vuoi dire per questa- favore a chi non ha visto le puntate precedenti perché c'è quella latta nella Perché testa? si è tagliato i capelli a zero, per cui pelato. Lo puoi spiegare? Pelato, per favore? è pelato. Pelato, eh? Dai, Vabbè. va bene così. Allora. Passiamo, mi vado a sciacquare un attimo le mani Sì. Quindi Così. passiamo alla preparazione di che? Il e partiamo condimento? alla preparazione del condimento di queste belle penne rigate Sì. con patate e carciofo. Dai, ci Per sono. cui prendiamo la padella che ci occorre e prendiamo questa di qua, Sì. la mettiamo qua, facciamo partire il fuoco. La signoria vostra nel frattempo mette dell'olio, Un po' di olio? prende dell'olio, lo versa, Ecco così, qua. un altro poco, un po' più generoso, va bene così. Generosi. E cominciamo con tagliare le patate, che le andremo a tagliare così. Ti faccio un tutorial per la patata. Vai. Ci stai? Guarda. Innanzitutto taglia un pezzo così perché ti fai la base, per fare in modo che non si possa piegare. Poi fai tre così e andiamo a fare questa Brunoise. un po' più Un grande po'. del normale e andiamo a mettere in Un padella. po' una brunoise. Sì, diciamo. Una brumaripò. Una bru maripò. Una maribru. Una maribru. Mettiamo così. Poi Poi? prendiamo il carciofo. Facciamo un taglio a metà. Prendiamo uno spelucchino Sì. e portiamo il carciofo dal barbiere. E lo sbarbiamo. E lo abbiamo sbarbellato così. Togliamo questo, Ecco. togliamo questo E questo. in un colpo solo. Andiamo a prenderne un altro, così. Intanto le patate vanno avanti. E se tu fossi così gentile, mi occorrerebbe del sale sulle patate. Metto Però subito. se non ti crea Ma problemi. no, assolutamente, guarda che ci vuole. Ma tu questa ricetta che stiamo Faccio facendo quando così. l'hai pensata? Questa ricetta l'ho pensata durante un viaggio. Ok, a Santa Rosalia? Sì, esatto, bravo. Esatto. Guardate che manualità, Eh? guarda. Andiamo, vedi, quando vedi che le foglie qui sono troppo grosse, conviene toglierle perché ancora non abbiamo raggiunto la parte tenera. Bene. Adesso sì. E se per caso non hai raggiunto la parte tenera, sai chi lo sente subito? Chi lo sente? Il coltello si sente sì. duro? Certo, quando tu vedi che ti taglia male, perché questa prima, per esempio, e questa la andiamo ad eliminare. Andiamo a eliminare. Così, va bene? Facciamo questo. Abbiamo messo, vedi, lì a friggere benissimo. Sì. E questi li lasciamo posare così. Prendiamo un bel pezzo di cipolla, Ok. in questo modo. Possiamo dare anche qui un taglio non piccolo ma anche grossolano, perché
ti dico Rossana, perché poi il tutto andrà a finire proprio squagliato, come si suol dire, capito? Quindi si E perderà, questo, sì, diciamo, sì, sì, nella totalmente. preparazione, Aspetta, giusto? mettiamo questo qui così. Cipollina e che Poi metti? andiamo Il a mettere carciofo pure dopo? questo, sì. Ok, sedano carote e cipolla. E facciamo continuare la cottura. Bene. Senti già il profumo che sprigiona? Eh sì. Quando abbiamo portato avanti le patate, aggiungiamo i carciofi, così. Ecco, Li aggiungiamo, diamo una bella mescolata. una bella mescolata. In questo modo, Sì. così. Andiamo ad aggiungere un poco d'acqua, così, guarda. E lasciamo andare avanti di cottura. E lasciamo andare. Lasciamo andare avanti di cottura perché poi ti farò vedere cosa accadrà, cosa che tu non immagini. No. E andremo, ecco qua, vedi? Va coperto? Certo, dobbiamo coprirlo. Bene, bene. Ecco qua. Copriamo. Copriamo. È il tempo di togliere queste cose. Sì. Quindi, Togliamo cosa questo stiamo di qua. preparando? Questo è il condimento Sono- per la pasta, abbiamo detto, esatto, giusto? delle pennette, patate e carciofi. Patate Però e carciofi. ti farò vedere quale sarà la novità nel dire stiamo facendo delle pennette, patate e carciofi. Che detto così può sembrare, invece no. E invece no, Ci ti sarà farò la vedere. sorpresa, Certo, ragazzi, certo. vedrete. Poi, Poi, questo sta continuando E questo a va in cucinare. preparazione, Questo lo poi? spostiamo un attimo. ok, vedo dell'olio caldo. Esatto. E lo facciamo mantenere caldo perché ci serve per la seconda ricetta. Sì, Prendiamo una padella, questa volta un po' più piccola, più piccolina. e la mettiamo sul fuoco, così. Perfetto. Mentre abbiamo questo piano di cottura ben definito e pieno, Sì, continuiamo con i carciofi. con i carciofi. Così. Quindi, Per cui per te io sarei un carciofo, è vero? vabbè, bisogna vedere dal punto di vista. Può E qual è essere il un tuo fiore, Ah, potresti ecco, per essere. questo. No? Tu non hai l'idea, cara mia. Un fiore è un complimento. Io con le donne. Dai, Dimmi, lo puoi cosa? capire. Non lo puoi capire. No, raccontami, dai. Le donne per me impazzino. Impazziscono. Impazzino Sì? completamente. Sì. Bene. Tipo, raccontamene una. E che ti voglio dire, una volta ho detto a una ragazza, che mi dici bellezza? Lei mi ha guardato cornuto tabacco. Non era un c'era- complimento, lo sai questo? Eppure sai, ti racconto una cosa che mi è successa veramente. Non era un complimento. Ti racconto Allora, una cosa che mi è successa veramente. vai. Ero ragazzetto e conobbi una ragazza spagnola. Scherzando, io ero convinto, sai, che lei ci stesse. E a un certo minuto mi fa, usted tiene cara come burro. Io dissi, già le piace. Cioè, che vuoi dire? L'unica parola che mi è rimasta era burro. Che vuoi Burro. dire? Diceva vorrà dire qualcosa di positivo. Burro, certo, Invece? burro. Invece, usted e tu, Tu. tiene, Sì. hai Hai. la faccia Sì? come burro, Come la burro. cara come burro, Ah, vedi? cioè d'asino. D'asino, voleva Esatto. dire questo. A me pareva una cosa bella. Te la Invece immagini? no. E Invece no. Ecco fatto. Abbiamo lì messo questo, andiamo a mettere questi carciofi qui. Bene, quindi Benissimo, doppia preparazione, sì. carciofi e patate, abbiamo Qui detto, e una padella mettiamo solo il carciofi. volumetrico. E andiamo, mi dai un aglio che andiamo a mettere un profumo d'aglio. Certo, vai. Così. Così, guarda. Ecco, Chiamami Black Decker. mamma mia. Abbiamo messo questo profumo d'aglio. Andiamo a mettere un olio veramente buono Buono. e facciamo così. E facciamo un attimino E facciamo così. prendere un po' di frittura di quest'olio, aggiungiamo un poco di Un sale. po' di sale. Qui dobbiamo lasciare il sapore naturale del carciofo, non dobbiamo aggiungere niente. E ora ti faccio vedere magicamente cosa può accadere. Dai. Guarda, Mamma mia, ragazzi. vedi? Qui stanno andando che abbiamo aggiunto dell'acqua per fare le crocchette e adesso li togliamo perché a me piacciono che rimangano croccanti. Croccanti. Va bene, più o meno. Com'è? Buono, Va molto bene? buono. È buono, molto buono. Adesso ti faccio vedere cosa accadrà Sì? in questa pentola. Vai.
E allora, mi premusico di acqua calda, guarda, e tu qua dovresti gridare, Totino, ma che fai? Totino, hai rovinato tutto. Hai rovinato No. tutto. Ecco qua, un po' di sale. Sì, Ho bisogno del tuo aiuto, un sai? po' di pepe. Eh sì. Così. Ecco qua. Un po' di olio, Un po' di olio. così. Olè. Basta così. Chiudiamo. Chiudiamo. E ora va in ebollizione. Questo Sì, lo togliamo. Lo togliamo. Nel frattempo ci presmutiamo di un funghetto di questo qua e andiamo a prendere questi carciofi. Belli così Mi dai, ci croccanti. deve essere una schiumarola, non nel ragno. Vuoi La questa? schiumarola, no, la schiumarola. E questa, aspetta, è questa. L'altra, questa è gioia. E questa. La schiumarola, l'abbiamo presa, ce Ok. l'abbiamo fatta, guarda, e andiamo a mettere questi bei carciofi Qui. che abbiamo cucinato, li mettiamo Qua li qui, mettiamo. in attesa di raffreddamento. In attesa di fare raffreddamento. Non di mangiamento, raffreddamento. Puoi reggere, per favore? Sì. Reggi bene? Sì. Questo sai che faccio? Buono. Questo te lo mangi? Se te lo mangi, sai che faccio questo? Mm. Siccome siamo in doppia ricetta, mi metto questo bel brodino qua Bravo. e ho creato tanto sapore. Bella idea. Perfetto, e questo lo togliamo. A questo punto, cara la mia Desiree, rimettiamo a posto Sì. le padelle, così. Questa, cosa sta succedendo? Sta? Sta bollendo. E io che faccio quando Metti bolle? l'acqua? La No. pasta, Dai. la pasta, Quindi pensa un Così. po'. Che sapore, che gusto. così e così. Basta? Tre. Ma poi non mi basta il Non ti liquido. basta? Vabbè, Vabbè. un altro poco così. Dai. Ottimo. Ok, mi dai un cucchiaio? Certo. Ma c'è un profumo da questo prodotto. Eh che tu sì. non hai idea. Ma sai che un altro poco gliela mettiamo? Quindi la pasta praticamente Dammela quel po' di pasta, dai. si cucina qui Mettiamo tutto direttamente. qui Ma sì, direttamente. mettiamo tutto qui direttamente. E copriamo E meravigliosamente. copriamo. Così. Consigli per i consigli, con Sì. un fiore, vi diciamo consigli. Ogni fiore? Ogni È fiore? un segno di patate. Che c'entra? Abbiamo detto fiori e patate. Ma che c'entra? Il fiore è un segno d'amore. Ah già, ogni fiore è un segno d'amore. Vabbè, vabbè. Ecco qua, guarda, già la cottura va che avanti. meraviglia, una pasta La proprio scopriamo. bella brodosa, giusto? No, invece poi stringerà il Stringerà? contrario, certo. Bene, allora, Tanto ogni tanto noi la guardiamo. Così. Ecco qua. e ci siamo. Ora ci andiamo a preparare Ora. queste crocchette Sì? con i carciofi. Con i carciofi, Non come so se sono sono queste buone di crocchette sale, con i assaggiate? carciofi? No, veramente no. E vediamo un assaggiano attimo. una, vediamo com'è. Vanno bene. Vanno bene? Sì. Sicuro? Mm. Ma come mai non le avevi assaggiate prima, vero? Allora, mi devo presumere Mm? di una boule dove vado a mettere dell'acqua. Ah, dobbiamo fare le polpette? Brava. Le crocchette? Non le polpette, ma le crocchette. Le crocchette. Mi fai un recap di come abbiamo fatto questo prezzo? Anzi, Questo di come l'abbiamo hai fatto. Questo è basic, ragazzi. Basic. Basic vuol dire soltanto Patata. patata, sale, prezzemolo Sì. e basta. E basta. E basta. E Giusto? poi sale, prezzemolo, ecco qua. Facciamo Bello. così. Quindi una patata con cuor di carciofo. Brava. Ti piace Brava, cuor di carciofo? bellissimo. Bellissimo. Io penso che se tu non fossi nata, veramente, non sarebbe stato un po' meglio, però. È bello. E abbiamo fatto questa forma che sono delle grosse crocchie che a Palermo noi si chiamano cazzille. Delle crocchettine. Vedi? Bene. Andiamo ad aprire. Così. Mettiamo dentro il carciofo. Pezzo di carciofo, chiudiamo. Abbiamo messo tanto impasto, ne mettiamo un po' meno. Vedi? E facciamo un'altra crocchetta. Mentre senti come parla la Chiama. pasta, eh? Sì. Guardiamo. Guarda Sì. che- Così.
Facciamo quest'altro, ci bagniamo le mani se no non riusciamo. Pure normale di patata bollita. Bella, semplice, semplice, semplice. Carciofo, così. Vediamo così. Quindi anche questo è un piatto fit. Fritto, sì. Che poi Giusto? diventa fritto. Abbiamo fritto. Quindi parte da fit, ragazzi, perché la patata, carboidrato sano, dentro il In carciofo. questo caso non è sano, è pestato. Che scemo. E andiamola via così. Andiamola via così, guarda. Apriamo bene bene. E mettiamo che ti aiuti? Ne faccio Vai, qualcuna? sì, guarda, Allora, guarda, bagniamo la mano. Mi sembra strano. Facciamo così, prendiamo un po' di questo coso, Apriamo. lo apriamo. Ecco. Vediamole bene se non si aprono. Facciamo così. Questo qua. Facciamo così. Andiamo a chiudere. Ragazzi, esce un profumo da questa pasta che non ne avete l'idea. Ecco qua. E andiamo a chiuderla così. E brava la Daisy. Questa verrà piccola piccola. Carina. Questa la faremo inquadrare dalla piccola. Anica, inquadrala tu. Due piccoline. Allora, vedi, guarda. Perfetta. Ok, abbiamo fatto. Le cazzille. Queste crocchette. Adesso. Aumentiamo. Guarda qua, guarda qua. Ah, quella sta stringendo. Certo. Guarda. Ora richiudo. Vai. Bene, allora togliamo ciò che non ci occorre. Va bene. Questi ti servono? Vabbè, no, sai, veramente no, sai, li puoi usare, li conserviamo. Quindi, Togliamo questo e togliamo questo. E ci siamo preparati per fare un tentativo, ragazzi. Come si dice? Squillino i tamburi Dai. e rullino le trombe. Intanto queste le mettiamo Allora. qua. Così, va bene? Bene. Perfetto. Ok. E le mettiamo un attimo a riposare, va bene? vai. E le facciamo riposare. Guarda, guarda che sono bellissime. Ma che meraviglia. Ok, allora, Visto? quindi. Le abbiamo qua. Vediamo a che punto è la pasta. Dai, vediamo a che punto è. Guarda qua. Ottimo, vedi come stringe? Hai visto? Allora, Lasciamo è stare pronta un po'. questa Quasi secondo sì, te? quasi sì. Pronta. Quasi pronta. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo friggere Dobbiamo queste? friggere queste, però ti dico cosa accadrà. A questo composto facciamo un altro po'. Proviamo a friggerle senza panatura. Dai, veramente? Come fai senza panatura? Vedi. Una. Se non si sfalda subito, si cuce. Sì, ce l'abbiamo fatta. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Qual è il segreto, dicevi? L'olio molto caldo? Assolutamente. Per questo tipo E di un'altra frittura? cosa, all'inizio non le devi toccare. Ah. Cioè, le devi fare un po' andare nella loro Esatto. frittura. Sempre, lo sai qual è il segreto della frittura? La l'abbondanza. piscina, l'abbondanza di olio. Devono essere gente che va in piscina che però non vuole contatti Non con vuole la gente. contatti con gli altri. Lasciami Quindi... in pace, per favore. Sì, diciamo un hotel 5 stelle. Esatto. Tu ce l'hai presente lo stracchino? Sì, molto Me lo buono. dai che è lì? Dai, non me lo dire. Ma io Questa è te la lo dico. sorpresa? Questa è la sorpresa, ma è la cottura in sé. Vado a mettere lo stracchino e lo vado a far sciogliere che ti darà un bel sapore, anche un po'. Mi dai Cosa hai bisogno? Un ragno? anche un ragno, questo piccolo. Dai. Bene. Ci siamo, ci siamo.
Signori, ce l'abbiamo fatta. Ci sono? Una frittura senza panatura. Ok? Lo stracchino sta facendo il suo lavoro. Aspetta che salto. Mamma mia. Vai con lo stracchino. Facciamo fare questo lavoro di fusion e poi È vedrai tutta che una crema, mangia, pazzesco, tutta una vado a crema. prendere questo vassoio dove vado a mettere queste meravigliose crocchè o cazzille, come le vogliamo chiamare, le chiamiamo. Ancora ci vuole del tempo. Qui lo stracchino ha fatto il suo lavoro, capito? Ecco qua. Ecco Ora qua. ho bisogno del tuo aiuto. Ci sono. Ho bisogno del tuo aiuto. Ah, ecco. Ecco qua. Ecco qui. E facciamo piovere. Mi raccomando, abbiamo il parmigiano, la grana, Pecorino. il pecorino romano, ma abbiamo anche il ragusano siciliano. Questo cos'è? Ragusano siciliano? Ragusano è il caciocavallo di Ragusa, stagionato, che è troppo bellato. Ecco qua. Ecco qua. Abbiamo messo. Allora, Andiamo a saltare un altro pochino, così, 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 così. E abbiamo fatto. E adesso, prima di tutto, ci usciamo queste meravigliose crocchè di patate col cuore di carciofo cuore senza di panatura. carciofo, pazzesco, Ecco qua. Pazzesco. Ok. Adesso che le avete viste, Sì. noi ci prendiamo un minuto, il tempo di sistemare e facciamo Piattiamo la e torniamo. Via. Desiree, Eccomi. abbiamo fatto le crocchè senza panatura. Un cuore di carciofo. E ora sai che facciamo? Impiattiamo quella? Impiattiamo questa Dai, nel cappello del prete. vai, Ti piace? prendilo tu, sì. No, prendilo tu, che novità. Che novità, prendilo tu. Scusa, Prego. il cappello del prete. Bravo, bravo. Bene. Prendiamo questa parte centrale. Come vedi la patata praticamente è squagliata. Pazzesco, eh? E ora solo un giro d'olio e siamo a posto. Metto? Sì. Un giro d'olio. Togliamo Ragazzi, questi. puntata dedicata al E carciofo passiamo- e alla patata. Esatto, io ti consiglierei, iniziamo da qui. Ma tu fatti gli affari tuoi, io ti consiglierei, cioè è logico che inizi prima al primo, no? Cioè scontato. Ti consiglierei. Devi parlare per parlare. C'è proprio tutto il sapore. Guarda che c'è qua una patata, un carciofo e una pennetta. Posso assaggiare? Lo sai che non l'ho detto? No! Quindi Cioè è lui che non vuole. lui. Cioè è lui che con me si dimostra amico. Bravo. Non faccio nome perché siamo in diretta, ma Biagio non vuole. Ah, Bell'amico. lui è uno dei tanti. Vabbè, passiamo all'assaggio della Ne ho crocchè. detto uno per dire. Passiamo all'assaggio della Capisci? crocchè. E poi tu mi dici qua. Possiamo non passare assaggi. all'assaggio E della poi uno crocchè. passa per cattiva, che non te li vuole far assaggiare, capisci? Lo capisci che lo faccio per il tuo bene? Scusi, è caduto. Faccia lei. Aspetti, faccio il cavaliere. Molto buona, ragazzi. Faccio il cavaliere, prego. Fammi assaggiare, fammi vedere com'è venuta questa frittura senza... Morso unico che deve andare a incontrare subito. Il carciofo? Sì. No? Cioè, guarda dov'è. Guarda dov'è, guarda. In cuor di carciofo, guarda. Cuor di carciofo anziché il solito prosciutto. Ci La mettiamo mozzarella, basta. cacocciolo. Avete rotto questa sì. mozzarella messa dentro, Cacocciole, basta. cos'è? I cacocciole. Bello, proprio le foglie, il tronzo, tutto.
Vabbè, con questo assaggio noi salutiamo, ma io verrà il giorno in cui assaggerò e lei non se ne renderà conto. Va bene. Vi amiamo. Tornateci a trovarci quando volete. Pennette carciofi e patate in padella. 4 carciofi, 4 patate, 50 g di stracchino, mezzo spicchio d'aglio, mezza cipolla, sedano quanto basta. Crocchette di patate con carciofi, 500 g di purea di patate, 2 porri, 4 carciofi, un uovo, 50 g di pangrattato, 30 g di parmigiano, prezzemolo quanto basta.